Buongiorno ragazzi, come vedete siamo a San Zenone. Di solito parto sempre da qua per andare diciamo faccio le traiettorie e preferisco partire da qua da San Zenone, che è un bel piazzale grande e si può fare anche la registrazione senza tanti casini. Quindi qua vedete dietro ho il monumento e qui abbiamo l'escape e oggi andiamo a fare Franco Veneto, una città murata, e poi facciamo Cittadella, una città murata anche questa. Facciamo il primo giro a Castelfranco e poi facciamo il secondo giro a Cittadella, che è sempre una città murata perché ha il castello con le mura tutte intorno. Quindi partiamo e andiamo subito a Castelfranco Veneto. Abbiamo già impostato il navigatore e andiamo. Il navigatore è stato impostato a per andare a Castelfranco Veneto e partiamo. Una cosa che devo fare importante, aumentare il volume del... Bene, andiamo, siamo a San Zenone, andiamo direzione Carainati, che è una frazione di San Zenone. Oggi si sta abbastanza benino, ho messo i guanti leggeri e senza copri stivali. La moto va bene e le frecce non funzionano, tra poco lo inchiappettavo. Ok, andiamo. Devo sempre stare attenti amici, perché è un attimo andare addosso alle persone, come avete visto. Il carettino non aveva la freccia neanche in stop e quindi bastava un attimo andargli addosso. Bene, a dopo, ci vediamo a Castelfranco Veneto. Ragazzi, voi non sentite cosa sento io? Sento un parfum de Moucon, de Vacchetta. E c'è. Guardate cosa ho davanti, un bel trattore pieno di cacca. La cacca. Mamma che puzza ragazzi, che puzza. Adesso spero di supersarlo perché è anche polveron. Mamma mia che tanfo ragazzi. Meglio supersarlo va. Che tanfo, oh ragazzi, che tanfo, una roba assurda, mamma che tanfo. Vabbè, mettiamo il navigatore prima stavo andando un po' fortino e neanche a farlo apposta, dopo che vado piano non si sa mai, ma la telecamera era spenta e quindi c'erano i vigili. Per fortuna andavo via a meno di 40 all'ora, quindi beh ragazzi, io ho messo Castelfranco che è qua sotto a 10 km, mi fa andare in autostrada per andare a Castelfranco Veneto, non ci credo, sono rimasto stupito. Guarda questa, oh, ubriaca, avete visto come stava venendo verso di me? E praticamente guardate, mi sta facendo tornare indietro ancora. Cioè io voglio andare a Castelfranco, mica andare a Treviso. È assurdo ragazzi, assurdo. Vabbè, questo parla sempre, è una roba assurda.
tra pochi minuti faccio una modifica, tolgo il navigatore e faccio, perché pensavo di navigare col navigatore, invece mi sono rotto un po' le scatole, ragazzi. E certo, adesso mi dice andare dritto perché certo siamo a 5 minuti da Castelfranco. Assurdo, ragazzi, assurdo. Via Monte Grappa è su di là, ma sono già in sesta, sì. Vabbè, che poi mi dice 33 km, ma è fuori di testa. Non fa questi 33 km, cioè, ma vedete qua, 33 km per arrivare a Castelfranco Veneto, ma saranno 5 km, cioè qua Castelfranco Veneto, ma assurdo, cioè o è il navigatore della Morini è un falso. 6 km per arrivare a Castelfranco. Adesso mi fermo e vado a verificare cosa ho messo. Ho messo Castelfranco Veneto, facciamo Castel di Godego dove fanno la pasta. Ho detto che parla troppo sta qua. Vabbè, a dopo, ragazzi. E purtroppo ho tolto il navigatore perché mi mandava fuori via, mi mandava a Venezia, altro che... Ecco qua, vedete il cartello Bella Venezia. Insomma, sto navigatore, se dopo i 180 giorni non lo aggiornano come si deve, io questo qua non lo metto più. Allora, siamo a Castelfranco Veneto, come vedete, entriamo da qua. Proprio state attenti perché sono un po'... è verde, bravissimo, grazie. Entriamo dalla parte della porta del retro, diciamo da retro, non pensate male, non ano né retro, adesso dove parola. Allora, di solito si entra, chi arriva da Asolo e da altre parti arriva c'è rotatoria McDonald's, e poi chi arriva da Treviso si trova anche loro il McDonald's. Invece questa è una parte, una semilaterale, diciamo. E qua stiamo entrando nel centro vivo di Castelfranco. Lasciamo passare il signore. Anche oggi abbiamo fatto una buona azione. Porca, sarà mica il mercato oggi. Pure che ci sarà il mercato oggi. Non c'è il mercato oggi. Non c'è il mercato oggi. Caspita, ragazzi, c'è il mercato oggi. Ma si può entrare da qua? Vediamo se si può entrare. Non so se si può entrare. No, non è mercato, è la festa di carnevale. Sì, sono le giostre pronte per fare carnevale. Vedete, stanno montando le giostre per il carnevale, wow. E questa è la piazza di Castelfranco. Ve la faccio vedere al contrario, vediamo se riusciamo, se ci lasciano passare. Ci lasciano passare? No, ci lascia passare. Non è che ci lascia passare neanche a pagare l'oro, Eccolo qua. Allora, questo è Castelfranco, vedete, stanno montando il carnevale di Castelfranco, lo stanno montando, era ora. Vedremo qualche maschera. Qui c'è la piazza, qui c'è le mura, qua c'è Giorgione, famoso Giorgione. Andiamo avanti, qua c'è le mura, stanno anche ristrutturando. Questa è la famosissima centro di Castelfranco, famosissimo centro di Castelfranco, come vedete è molto carino, è tutto piastrellato, quindi se avete l'escape andate bene, con i tappeti
sulle ruote. Adesso facciamo il giro tondo e poi andiamo a Cittadella. Ecco, questo è, diciamo, il centro di Castelfranco, che è tutto piastrelato, è un po' una rottura di palle questo piastrelato. Come vedete ci sono le mura qua a destra, non so se riuscite a vedere, io cerco di farvelo vedere, la testa un po' piegata. Hanno prosciugato l'acqua sicuramente perché devono pulire dentro, che è un po' sporco. Qua c'è la chiesa, come vedete, la chiesa, il parco che è carino. C'erano anche le anitre, anche come si chiamano, i cigni, una volta c'erano, poi sono spariti. Vedete che stanno pulendo, proprio risucchiando tutta l'acqua, perché sicuramente devono pulire per fare lavori di manutenzione. Come vedete è molto bello, hanno fatto Palazzo Nuovo, bello, e qui è, diciamo, la parte più carina del castello di Castelfranco. Adesso arriviamo fino alla fine. Come vedete qua è la parte d'entrata verso ovest, perché est è di là e ovest è di qua, e nord da dove siamo arrivati. Sì, il castello è molto carino, molto bello, tenuto bene, stanno ristrutturando le mura finalmente dopo anni. Era ora che togliessero anche un po' di fango. L'ultima volta che sono venuto qua c'erano stati quei pantagani. Come vedete è tutto da ristrutturare. Cittadelle invece hanno ristrutturato tutto, hanno messo anche la balestra, bella la balestra. Adesso noi giriamo a sinistra per uscire. E ci vediamo a Cittadella. C'è qua il palazzetto dello sport di Castelfranco. Prima di farvi vedere Cittadella, questo è il palazzetto dello sport, fatta a forma di UFO. Qualcuno piace gli UFO come me, se mi lascia passare il signorino qua, andiamo verso la statale e andiamo a Cittadella. A dopo. Allora, ragazzi, adesso siamo arrivati a Cittadella, stiamo entrando dentro a Cittadella, come vedete dal cartello Cittadella. Cacchio, limite 30 all'ora e avanti. Allora, adesso entriamo dalla parte sempre zona est. Fermo là, non ti muovere. Bravo. Zona est. Spero vi piaccia questo video murale, diciamo murale. In che senso murale? Vi faccio vedere le mura di Castelfranco e le mura di Cittadella. Ma cosa dire? Beh, i posti sono belli, è che ci vuole troppo tempo per visitarli e farveli vedere, quindi facciamo solo il giro esterno delle mura. E internamente ultimamente hanno bloccato un po' tutto, perché siamo nel periodo di carnevale, stanno montando le giostre, tutte queste cose qua. Volevo dire un'altra parola, ma vabbè. Siamo quasi entrati a Cittadella. Io vi lascio il video, diciamo il video integrale, così non taglio niente, e quello che dovete vedere lo vedete. Spero vi piaccia, perché non è male, perché alla fine è una bella visione. Insomma, qua c'è la chiesetta, c'è la stazione, la signora con la bicicletta, e qua a sinistra c'è l'ospedale per chi vuole andarci. Io no. Sto scherzando, ragazzi. Allora, andiamo qua, c'è l'ospedale là in fondo, come vedete. Allora,
questa è l'entrata est, arrivando da Castelfranco. Questa è l'entrata est, non si può entrare perché è senso unico, ma c'è anche oggi il mercato. Cacchio, da una parte becco il carnevale, da una parte becco il carnevale e avanti, da una parte becco il carnevale e da una parte becco il mercato di Cittadella. Non sapevo che lo facessero lunedì, ma va bene lo stesso. Qui c'è, come vedete, c'è il fiume che gira intorno alle mura, ma c'è una fila così tanto, ci mettiamo qua un attimo. Allora, c'è il parcheggio, la zona est. Spegniamo un attimo e riprendiamo dopo perché c'è un traffico bestiale oggi. Allora, come vedete, questo è Cittadella, le mura di Cittadella, e c'è un bel po' di traffico oggi perché c'è il mercato e quindi è un po' un vedere un po' sbagliato, un po' scomodo perché ci sono troppe macchine, quindi ve lo faccio vedere un po' così. Ma se riesco a entrare nel parcheggio che c'è di là, andiamo a vedere anche quello. Qua c'è la caserma dei pompieri. Ristorante sushi, pompieri grandi, ragazzi grandi, fate sempre il vostro lavoro bene. C'è un bel po' di traffico, ragazzi, oggi. Tutti al mercato, dopo taglierò il video perché in specchio ragazzi, muoviamoci, dai che si scalda la frizione, se no. Eccoci qua, Azimut, però noi siamo specchiati nella vetrina. Allora ci muoviamo, non ci muoviamo. Mamma mia, proprio l'autobus ho beccato. Ah, pensate. Ma che siamo passati al Sior qua. Eccolo qua, un'altra buona azione l'abbiamo fatta. Questa è l'altra entrata che evitiamo di entrarci adesso perché è pieno di casino. Intanto vi faccio il giro delle mura, poi vediamo se riusciamo a entrare. Questa è l'altra parte, siamo verso ovest, nord-ovest diciamo. Come vedete c'è anche il sole, spero che riuscite a vedere bene le immagini. E ci sono tutte le camminate con i palli per fare ginnastica, serve per fare ginnastica. Adesso arriviamo al ponte, qua non possiamo mica girare dentro perché sì, c'è il parco, ma volevo farvi fare il giro intorno io prima, dopo vediamo. Qua è senso unico, non si può entrare, perfetto. Adesso vi farò vedere una cosa, vediamo se riesco a farvela vedere. Dai ragazzi che si scalda la frizione, cazzarola. Niente, l'hanno tolta, c'era una bella... Eccola qua, forse la barchetta c'è ancora, vediamo. Sì, c'è, eccola là. C'è, la barchetta c'è. La barchetta c'è. Qua. Vediamo se c'è, eccola qua. La barchettina.
c'è un piccolo baretto alla sera che aprono qua, è molto carino se venite qua. Hanno messo anche le barche, possono fare il giretto turistico, figo. E qua c'è la barchetta, l'isola dove potete bere spritz, cose varie. E queste le mura di Cittadella sono molto belle da visitare durante la sera. Io penso che andrò fuori perché adesso mi sono rotto un po' le scatole stare qua a aspettare questi qua col traffico. Arriviamo alla parte finale della parte nord, no scusate, sud. Nord l'abbiamo già fatto e questa è la parte nord, sud, scusate, ancora questo sud, nord, no sud, palle. E questa è la parte sud, l'entrata sud. Questa è l'entrata sud, guardate che bella che è, molto bella, molto caratteristica. È un peccato non poterla visitare bene, ma ve la farò vedere la prossima volta meglio. Adesso noi andiamo a sinistra, qua ci togliamo dalle scatole se si muovono. Dai ragazzo, muoviti. Andiamo dritti, va. Sì, diciamo che a sinistra c'è l'entrata del parcheggio. Questa è la parte finale da dove siamo entrati, dalla parte opposta che è la parte est. Eccola là, qua c'è la parte est. Allora, io sono arrivato là in fondo, qua c'è l'ospedale vecchio di Cittadella, qua c'è la passerella che hanno fatto e qua girano con le barchette alla sera, con le barche, fanno le passeggiate con le barche, molto carino, no? Qua c'è l'ospedale, se volete andare in ospedale. Bella città, mi piace molto Cittadella. E qua da dove sono entrato io prima, zona est, sì, est. E adesso noi giriamo a destra perché sennò troviamo ancora traffico e andiamo fuori, via. Ma dopo vi faccio vedere una cosa dopo e ci rivediamo. C'è anche il trenino, perché siamo passati il signor qua, no, niente, non vuole passare, niente, mi sono fermato per niente, non ho fatto la buona azione perché lui andava dall'altra parte. Bene, facciamo questi, guarda questo va che se vado dritto mi viene addosso, bravo. Speriamo la moto che già la sta pesca di Loria, e con questo volevo finire il video perché a breve, verso febbraio, marzo mi sembra, no forse marzo mi sembra, che fanno la famosissima fiera delle piante qui a Pesca di Loria e vi consiglio di venire a vederla perché è molto bella, e per chi è abituato a coltivare piante da frutto o anche piante normali del giardino, qui troverete sciorpa, troverete di tutto di più. Quindi intanto con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Peace and love. Ci vediamo al prossimo. Madonna che puzza di topo morto. Arriva che bei, sembra pari invece andare a singoli. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi. Una piccola accelerata, piccola acceleratina.
Quindi ci vediamo al prossimo video ragazzi, ciao. E voilà, c'est bon il panettone.